dei Dreamer anticipazioni del 2 luglio. Sanem si mette alla ricerca di Jeanne. In questa puntata Jeanne fa perdere le sue tracce. Dopo essere stato accusato di plagio per il fatto che è stato trovato un sito web identico al suo, accusato ingiustamente per colpa di Aline che ha fatto passare le foto di Jeanne come fossero frutto del suo lavoro, furioso lascia la sua agenzia e vede crollare la sua carriera di fotografo. Ma toccherà a Sanem rintracciarlo per informarlo che la commissione disciplinare dell'associazione fotografi vuole darle un'altra opportunità. Sanem, in preda ai sensi di colpa, farà di tutto per scovare Jeanne. Dopo averlo cercato in vari luoghi, finalmente riuscirà a trovarlo accampato in un bosco e qui consolerà il suo datore di lavoro, comunicandogli dell'incontro che dovrà avere con i rappresentanti dell'associazione fotografo per discolparsi. Sanem e Jeanne, ormai tardi per tornare a casa, trascorreranno la notte nel bosco. Sanem, dispiaciuta per quanto successo, approfitterà della situazione per confortare e tranquillizzare Jeanne. Il giorno dopo, Jeanne, insieme a fratello e Mireille, si presenteranno all'interrogatorio della commissione disciplinare per cercare di dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Ayaan e JJ riescono a scoprire l'identità e l'indirizzo dell'hacker che ha messo nei guai Jeanne. Anche Mireille, grazie a JJ, riesce ad avere l'indirizzo dell'hacker e va sul rogo. Anche Sanem, che vuol salvare Jeanne a tutti i costi, è già sul posto, pronta a mascherare l'hacker. Insieme Mireille e Sanem mettono alle strette l'hacker. Intanto Mireille capisce che sotto tutto l'accaduto c'è Eileen, perché l'hacker è un dipendente dell'azienda pubblicitaria della sua amante. Avvisato dall'avvocato di famiglia Metin, si reca sul posto anche Jeanne e proprio nel momento in cui l'hacker viene messo alle strette e non gli resta altro che confessare, spinge Sanem, che cade per terra e si ferisce alla testa e così lui riesce a fuggire. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!